Buongiorno, benvenute, benvenuti a questa giornata un po' particolare. E cerimonia del tocco bagnata, cerimonia fortunata, mi pare si dica anche in ambito accademico. E vedete, sono schierati con me i direttori, le direttrici, la direttrice in questo caso, e o i loro delegati, il vice e il prorettore. Allora, questa cerimonia riprende, l'ultima l'abbiamo fatta nel 2019 e in realtà poi come rettore non ho mai avuto la possibilità di svolgere questa cerimonia perché poi insomma ci sono state evenienze diverse. Qui vedo Carlo Tascini che si sta dando da fare per un'altra pandemia, ma insomma se no gli infettivologi cosa fanno? Però insomma c'è stato un momento in cui abbiamo dovuto forzatamente rinunciare a questo tipo di iniziative e la riprendiamo. Oggi la riprendiamo in realtà con dei numeri molto importanti in effetti di persone a cui vogliamo dare il nostro benvenuto in una maniera così, se volete, abbastanza informale, al di là che della toga accademica che è giusto, credo, che portare io e i colleghi, un riconoscimento a chi ha già svolto una parte della sua vita lavorativa con noi e a chi l'ha svolta buona parte e è uscito dai ranghi ma non dalla comunità, tutto sommato, e quindi è un momento diciamo in cui celebriamo la nostra comunità. Quanti dovremmo essere oggi? Oggi dovremmo essere circa 530, poi è chiaro che insomma si fa fatica in una sola giornata. Quando abbiamo detto recuperiamo, un po' come è stato con gli studenti quando li abbiamo portati allo stadio, che volevamo celebrare anche lì la laurea di tutti, abbiamo detto ma professore ci vorrebbe lo stadio, infatti abbiamo preso lo stadio. Oggi siete tanti perché in realtà si accumula ciò che va dal 2019 fino al 2022, per il 23 invece ci rivedremo a marzo 2024. Quindi le persone sono circa 500, per dire 250 fra ricercatori e docenti hanno fatto un passo avanti nella carriera o sono entrati nelle nostre file. Circa 199, guardo il direttore generale, assumiamone, proviamone uno, perché dire sempre 99 mi sembra come la carica di 101, facciamo 100, fatto 99 facciamo 100, ma sappiamo che abbiamo già una pipeline piuttosto sostenuta, e poi ci sono 140 persone, nostri colleghi, dico colleghi senza distinzione di ruolo, perché poi quando si fa parte di una comunità i ruoli non si distinguono, facciamo parte della stessa famiglia, che sono andati in quiescenza. Quindi un momento in cui, ripeto, il rettore, i direttori, il prorettore, tutti assieme, con i familiari, gli amici, chi ha avuto modo di portarli con sé, andremo avanti praticamente tutta la giornata. Oggi è la prima ondata, abbiamo diviso per anno, quindi c'è una piccola differenza nella quantità delle persone, in cui vogliamo stringervi la mano, fare una foto e darvi un piccolo pensiero. Mi pare 10.000 euro ciascuno. No, non era quello. No, scusate, mi hanno guardato severamente. In realtà, però un segno, un piccolo sigillo che sarà diversificato dei ruoli, ma anche personalizzato. Cioè non sarà solo il sigillo con l'indicazione, come vedrete, del tocco, il tocco colorato, la faccia di Leonardo, il viso di Leonardo, la cattedra di Galileo. Sapete, io mi sono laureato nella stanza dove c'era la cattedra di Galileo, ma c'era ovviamente l'indicazione del nome, il cognome e della data, quindi qualcosa che vi ricorderà, diciamo, questo momento e spero l'Università di Udine per il proseguo della vostra vita lavorativa, e non solo, perché sappiamo tutti che buona parte della nostra vita anche si svolge dentro a queste mura. Io volevo solo una cosa, non per rovinare la festa, ma insomma un po' per rendersi anche più partecipi di quanto comunità siamo.
e vi citavo degli studenti. L'anno scorso, nella celebrazione della Graduation Day allo stadio, che peraltro è un momento molto importante per me, perché non ci sono solo le diciamo, pubblicazioni scientifiche, perché riesco a essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi, sulla Gazzetta, scusate, Gazzetta dello Sport, che è una cosa molto, cioè, fa curriculum. Però abbiamo premiato un ragazzo che è molto molto bravo, Alberto Regazzon, che è mancato. È mancato all'età di 24 anni, lottava da un paio d'anni con la malattia, un studente brillantissimo con un futuro brillante, oltre sicuramente i confini dell'Università di Udine e di Udine, però è così. Quindi magari cominciamo con un applauso. Oggi però è dedicato a noi, a voi, e quindi io credo che sia il momento anche di cominciare con questo nutrito elenco e con questi nostri colleghi, nostre persone con cui abbiamo il piacere di condividere, abbiamo condiviso momenti molto importanti e significativi. E quindi do la parola al prorettore, che è il più protagonista con me. Io non vi preoccupate, non parlerò più, magari poi alla fine di questa cosa, però avrò piacere di stringere la mano a ciascuno di voi e le foto, perché qualcosa che rimane anche al rettore dopo una serie di anni che fa il rettore, è anche il libro cosiddetto dei ricordi. Potrà sembrare strano, ma anche il rettore ci tiene ai ricordi. Prego, Andrea. Grazie, magnifico rettore, anche da parte mia ovviamente un benvenuto e un caloroso, affettuoso saluto a tutti. Dopo il discorso, il saluto del magnifico rettore, iniziamo la cerimonia chiamando per l'anno 2019 il personale tecnico-amministrativo che è cessato dal servizio, che è andato in quiescenza, e iniziamo con Adis Cossetti, che ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1989. La sua ultima struttura di afferenza è stata la Direzione Servizi Operativi e ha cessato il servizio il 30 dicembre del 2019. Proseguiamo con Plinio De Zorzi. Plinio De Zorzi ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1991. La ultima struttura di afferenza è stata, anche in questo caso, la Direzione Servizi Operativi, cessato dal servizio il 1 settembre 2019. Claudio Durì. Claudio Durì ha preso servizio nel 1991. La sua ultima struttura di afferenza, anche in questo caso, è stata la Direzione Servizi Operativi, cessato dal servizio il 1 gennaio 2019. Nicodemo Leone. Nicodemo Leone ha preso servizio nel 1994, l'ultima struttura di afferenza è stata la Direzione Servizi Operativi, cessato dal servizio il 1 settembre 2019. Patrizia Londero ha preso servizio presso l'Ateneo nel 2001, l'ultima struttura di afferenza è stata la Direzione Amministrazione e Finanza, cessata dal servizio il 1 novembre 2019. Maurizio Masai. Maurizio Masai ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1982,
L'ultima struttura di afferenza è stata l'area biblioteche, cessato dal servizio il 1° novembre 2019. Giampaolo Proscia. Giampaolo Proscia ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1982. L'ultima struttura di afferenza è stata anche in questo caso la direzione servizi operativi, andato in quiescenza il 1° ottobre 2019. Adesso cedo molto volentieri la parola al direttore vicario del DPA, del Politecnico di Ingegneria e Architettura, professor Francesco Trevisan, il quale chiamerà e ricorderà i colleghi andati in pensione. Grazie. Allora chiamo il professor Paolo Pascola, professore ordinario di bioingegneria industriale, peraltro con la passione dell'etica e della giustizia. Recentemente ha scritto anche un libro su questo. Ha cessato il servizio nell'85 a Udine e ha cessato nel gennaio del 2019. Ora il professor Umberto Viaro, peraltro è stato mio professore all'Università di Padova, proprio di controlli automatici. Preso servizio nel 1994 e ha cessato il 1° febbraio del 2019. Ed ora un ricordo ad un collega ed amico, Luciano Moro, ricercatore in progettazione meccanica e costruzione di macchine, scomparso nel 2016. Ricordo che aveva la passione della modellistica numerica applicata alla progettazione meccanica e per questo il Dipartimento gli ha intitolato un'aula, l'aula appunto Luciano Moro, presso la quale svolgeva usualmente le sue esercitazioni. Invito la mamma, che è qui presente, Adesso diamo la parola al professor Piasentiere, il quale rivolgerà un pensiero al collega andato in pensione. Il dottor Mario Taverna, che è entrato in servizio il 15 gennaio 1987 come ricercatore universitario in economia ed estimo rurale e ha cessato la sua attività il 1° novembre del 2019, ma che continua a coltivare la sua passione per la docenza universitaria come incaricato esterno dell'insegnamento di estimo. Grazie. La nostra è una famiglia dinamica, ci sono delle persone che vanno in pensione, ma ci sono anche delle persone che entrano a far parte della comunità Uniud e io ho il piacere di chiamare Luca Arena, che ha preso servizio il 9 dicembre 2019 presso la Direzione Servizi Operativi. Elena Biasioni. Elena Biasioni ha preso servizio il 1° febbraio 2019 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Federica Fabbro. Federica Fabbro ha preso servizio il 1 agosto 2019 presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Nicole Gerussi. Nicole Gerussi ha preso servizio il 23 dicembre 2019 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Michele Magnan. Michele Magnan ha preso servizio il 1 febbraio 2019 presso il Politecnico di Ingegneria e Architettura. Elisa Pironio. Elisa Pironio ha preso servizio il 23 dicembre 2019 presso la Direzione Amministrazione e Finanza. Luca Alberto Sciacca ha preso servizio presso i Servizi Integrati di Prevenzione e Protezione il 23 dicembre 2019. Nel 2022 si è trasferito all'Università degli Studi di Catania. Adesso cedo molto volentieri la parola al professor Guaran, delegato dalla direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature, il quale chiamerà i docenti neoassunti o che hanno in questo periodo ottenuto una progressione di carriera. Grazie Prorettore, buongiorno a tutti. Francesca Todesco, una promozione associata di letteratura francese, nelle sue ricerche in particolar modo si interessa all'area francofona e in particolare all'area del Maghreb e al Medio Oriente, studi anche sull'illuminismo francese, diverse esperienze didattiche precedenti all'assunzione come ricercatrice nell'Ateneo di Udine, membro di società scientifiche e di numerosi comitati editoriali. E ora Francesca Zanon, che conosco bene perché è la coordinatrice del corso di Scienza della Formazione Primaria, di cui io sono il vice coordinatore, e è associata di didattica e pedagogia speciale, direi una colonna formazione primaria, tutta una serie di ruoli già delegata alla didattica del Dipartimento DIL, con un ruolo di spicco anche nella scuola di specializzazione per il sostegno, è esperta di tecnologie didattiche. E adesso do nuovamente la parola al direttore vicario del Politecnico, il professor Trevisan, per i nuovi assunti e gli upgrade. Adesso sì, c'è Stefano Grimaz che ha avuto l'upgrade nel 2019 a professore associato in geofisica applicata. Ora Margherita Paoletta, anche lei upgrade a professore associato nel 2019, novembre 2019, in tecnica delle costruzioni. E adesso tolgo io la parola al professor Trevisan perché è il suo momento, perché anche il professor Trevisan, ma qualche bugia sul professor Trevisan la dirà il magnifico rettore. Il professor Trevisan è diventato
professore ordinario del Politecnico. Questa è un'imboscata, però non è difficile. Posso dire tutto? No, so alcune cose. Allora, lui è professore, si occupa di elettromagnetismo, no? Insomma, in attività di base, soprattutto nell'applicazione. Io in realtà la prima volta che ho avuto a che fare con Francesco è venuto a parlarmi di una barca. Abbiamo una barca comunque in sharing con OGS e quindi mi faceva molto piacere, non essendo l'Università di Trieste, avere una barca che partecipava anche alla barcolare. Ma in realtà erano le applicazioni che erano molto importanti dal punto di vista tecnico, diciamo, e applicativo, sia per questioni dell'energia, ma anche il monitoraggio della situazione del mare, che poi sapete quanto è bello questo. Poi, al di là di queste attività, ce ne sono di collaterali, perché in realtà ho rischiato la denuncia, perché lui porta gli studenti delle scuole superiori, con altri colleghi, anche uno che non c'è più a dire la verità, e a fare queste esercitazioni, questo training, direttamente nella barca, quindi vedere come dalla scienza si passa all'applicazione, e quindi in questo si trova non solo la dedizione, l'attaccamento alla propria professione, all'attività di ricerca e di didattica, ma anche a quello che è la restituzione, la divulgazione e l'orientamento nei confronti dei giovani. Ecco, quindi hai anche la laudatio del rettore e il sigillo lo tengo io. È la volta del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. La parola al direttore, professore Di Piasentier. Grazie. Allora è la volta di Fabio Marroni, che è dottore di ricerca in oncologia sperimentale e molecolare all'Università di Pisa e ha iniziato la sua carriera accademica nel nostro Ateneo, prima come ricercatore e poi appunto dal 2 aprile 2019 come ricercatore lettera B in genetica. Si occupa di genetica, dice di sé, in quasi tutte le declinazioni, utilizzando metodi informatici e statistici per cercare di venire a capo della complessità del vivente, anche se, come lui stesso dichiara, non ci è ancora riuscito, ma auguri. Mirko Corazzin è professore associato in zootecnica speciale dal 3 novembre 2019. È impegnato in programmi di ricerca e innovazione e in discipline di insegnamento riguardanti le filiere agrozootecniche multifunzionali legate al territorio, che oltre a fornire appunto prodotti di alto valore sono in grado di assicurare anche importanti servizi ecosistemici con attenzione al benessere animale. Nicolò Dossi ha preso servizio come professore associato di chimica analitica il 21 novembre 2019, dopo essere stato, anche lui ricercatore lettere A e B per la stessa disciplina nel nostro Ateneo, disciplina che insegna nel corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e anche in altri corsi. Comunque mi piace ricordare di lui che è responsabile del laboratorio di strumentazione analitica sostenibile, dove si dedica alla messa a punto di dispositivi analitici portatili, ottici ed elettronici mediante appunto tecnologie open source e materiali a basso costo. Guido Incerti è professore associato di ecologia dal 21 novembre 2019. È il coordinatore del nuovo corso di studi magistrali in scienze e tecnologie sostenibili per l'ambiente. Applica la modellizzazione statistica appunto allo studio e comprensione delle interazioni funzionali pianta-suolo e pianta-pianta in sistemi naturali ed agrosistemici. Si occupa anche di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico urbano e mitigazione tramite infrastrutture verdi. Nicoletta Pellegrini ha preso servizio il 1 novembre 2019 come professoressa associata di Scienze Tecniche Dietetica Applicate, disciplina che insegna in diversi corsi di laurea della nostra università.
e in cui anche svolge la sua attività di ricerca, però in stretta collaborazione con l'Università di Wageningen in Olanda, dove da diversi anni è accolta come visiting professor. E di lei cosa mi piace sottolineare? Mi piace sottolineare che è una commendatrice, penso si dica così, spero. È stata nominata difatti dal presidente Mattarella per meriti scientifici, perché per diversi anni ha guidato le classifiche internazionali delle citazioni per i suoi lavori scientifici, e quindi al commendatore o commendatrice tanti auguri. Walter Baratta è professore ordinario di chimica generale ed inorganica dal 1 ottobre 2019 e fa piacere ricordare che si è laureato in chimica nella Scuola Normale Superiore di Pisa. Attualmente è il coordinatore del nuovo corso di dottorato in Scienze degli Alimenti. L'attività di ricerca è focalizzata sulle sintesi di caratterizzazione e reattività di complessi di metalli di transizione, insomma in reazioni organiche molto complesse, che però hanno prodotto anche degli importanti brevetti che sono stati commercializzati. Ma di lui cos'è che ricordiamo? Ricordiamo soprattutto che è un flauto insostituibile del coro dell'università. È la volta del Dipartimento di Scienze, Matematiche, Informatiche e Fisiche. Do la parola, definirlo delegato del direttore è riduttivo. Do la parola al nostro decano, il professor Franco Parlamento. Prego. Grazie. Allora io devo iniziare con le felicitazioni per 3 reclutamenti a ricercatori di tipo B. In realtà si tratta di 3 professori associati, perché nel frattempo lo sono diventati a testimonianza della loro qualità. Comincio col chiamare Dario Della Monica. Dario Della Monica si è formato all'Università Federico II di Napoli, laureato in informatica, e poi i suoi interessi in applicazioni della logica all'informatica l'hanno portato a fare un dottorato di ricerca a Udine. È seguita un'attività postdottorale a livello europeo in diversi paesi e infine ha avuto questa assunzione a ricercatore di tipo B, che ha poi confermato. Tanti auguri e congratulazioni. Chiamo adesso Guglielmo Feltrin, matematico di formazione udinese, si è laureato qui con noi, ha proseguito col dottorato di ricerca alla Sissa, guidato dal professor Zanolin, che festeggeremo oggi nel pomeriggio, il nostro professore emerito. Ha fatto attività postdottorale in Francia, poi l'assegnista all'Università di Torino e infine di ricercatore di tipo A presso il Politecnico, e poi ha scelto di venire a questa università come ricercatore di tipo B e poi confermato come associato. Congratulazioni. Allora, dopo un informatico e un matematico, torniamo all'informatica con Gabriele Puppis, laureato a Udine in informatica, e poi con il dottorato di ricerca, sempre qui a Udine. Anche lui si interessa di applicazioni della logica all'informatica. La sua attività postdottorale l'ha portato per 3 anni a Oxford e poi è stato reclutato come ricercatore per 6 al CNR francese di Bordeaux e infine ci ha raggiunti come ricercatore di tipo B, poi associato. Congratulazioni e auguri.
E ora passiamo ai coloro che nel 2019 sono diventati professori associati. Cominciamo con un nostro studente, Vincenzo Di Monte, laureato in matematica, forse uno dei primi che ha fatto il 3+2, poi ha proseguito col dottorato di ricerca all'Università di Torino, postdottorato in Austria, a Vienna, dove è diventato leader di un paio di progetti della Austrian Science Foundation, poi di un Rita Levi Montalcini, fa logica matematica, ma il totale complessivo di più di €500.000 di questi progetti, che tra l'altro ha consentito all'Ateneo di Udine di chiamarlo come, diciamo, a costo zero, come ricercatore di tipo B. Ovviamente è diventato professore associato, tanti auguri e prosegue. Adesso un gradito ritorno a Andrea Formisano, che si è laureato in Scienze dell'Informazione, quindi siamo nella prima metà degli anni 90, lo ricordo come studente, come del resto anche i precedenti. Ha fatto il dottorato di ricerca poi fra l'Aquila e la Sapienza di Roma, ovviamente con buoni risultati, diventando poi ricercatore prima a Perugia, poi all'Aquila e successivamente professore associato per molti anni all'Università di Perugia, da cui alla fine insomma si è potuto chiamarlo a Udine. Tanti auguri e bentornato Andrea. Ora veniamo a un apporto, diciamo, esterno, tanto più gradito per questo, Ser Giuseppe, che si laurea in ingegneria informatica a Firenze, sempre a Firenze fa il dottorato di ricerca, attività postdottorali in Francia e negli Stati Uniti alla prestigiosa Carnegie Mellon. È ricercatore dal 14 al 16 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e poi si trasferisce a Udine, dove nel 19 diventa ricercatore di tipo B, confermato come professore associato. Adesso saliamo all'ultimo scalino dei professori ordinari, chiamo Stefano Miani, laurea in ingegneria a Padova nel 93, dove fa anche il dottorato in ingegneria dei sistemi, diviene ricercatore universitario prima a Padova, poi si trasferisce a Udine dove percorre tutta la carriera fino a diventare professore ordinario nel 2019. Congratulazioni e auguri. Bene, grazie al professor Parlamento. È la volta del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. La parola alla direttrice, professoressa Linda Borean. Dunque, chiamo Giuseppina Azzarello, che è diventata professoressa associata nel 2019, è una studiosa a livello internazionale di papirologia e lei, come altri di questa mattinata, io sono particolarmente onorata di essere qui perché sono compagni di lavoro, ma anche di formazione e di studio. E Giuseppina Azzarello, appunto, è una papirologa, quindi si occupa tanto dell'antico in mezzo a questa modernità e attualmente referente mia per il Dipartimento, per il sito web e la comunicazione. Tanti auguri e complimenti.
Ora è il turno di Francesco Costantini, che appunto è stato nominato professore associato in glottologia e linguistica nel 2019. E Francesco si occupa prevalentemente di lingue minoritarie, un tema molto delicato, molto complesso, e lo fa con estrema passione. Attualmente è coordinatore del corso di laurea magistrale in gestione del turismo culturale e degli eventi. Congratulazioni Francesco. Tocca a Simone Furlani, è un filosofo. Simone Furlani è divenuto professore associato nel 2019 in filosofia teoretica. Quindi è un acuto pensatore, attualmente è una delle mie braccia, il mio braccio destro per la didattica, perché è il delegato alla didattica del Dipartimento, e con lui ogni mattina pensiamo molto, discutiamo, ed è veramente, come dire, uno studioso di vaglia, molto disponibile con gli studenti, quindi tante congratulazioni. È il turno di Claudia Bolgia, che nel 2019 è arrivata nel nostro Dipartimento dall'Università di Edimburgo tramite il nostro finanziamento del Dipartimento di Eccellenza. Claudia Bolgia si è formata a Roma in Sapienza per poi trasferirsi appunto nel Regno Unito, dove è rimasta alcuni anni. Perdonami Claudia se non li ricordo tutti. Troppi, dice lei, e quindi è arrivata come professore ordinario di storia dell'arte medievale, si occupa di Roma nel Medioevo, è una specialista a livello internazionale e attualmente ricopre l'incarico di direttrice della scuola di specializzazione in beni storico-artistici del nostro Dipartimento. Congratulazioni Claudia e ben arrivata. E ora è la volta della professoressa Emanuela Colombi, è divenuta professoressa ordinaria di storia del cristianesimo nel 2019. Lei si occupa di patristica, quindi appunto studia le scritture dei padri della Chiesa, con le quali spesso, devo dire, ci tormenta, e con tante citazioni in latino, come dire già di buon'ora. È stata coordinatrice del corso di laurea in lettere e attualmente è delegata alla ricerca del nostro Dipartimento. Complimenti Emanuela. E ora al turno del professore Francesco Pitassio, che è divenuto professore ordinario nel 2019 in storia del cinema, Media Studies. Il professor Pitassio si è formato a Bologna, poi è approdato a Udine, già consegnato, già fatto tutto. Vanta un'importante esperienza di ricerca a livello internazionale, sia in Europa sia negli Stati Uniti. È stato delegato alla ricerca del nostro Dipartimento, attualmente delegato del Rettore per il centro di Gorizia. Congratulazioni. Adesso ho io il piacere di chiamare la professoressa Linda Borean. Qualche bugia sul suo conto potrei dirla anch'io, ma lascio questo piacere al Rettore e io mi limito a dire che è un onore lavorare, è un piacere lavorare con lei. Bene. Io dirò che alla mattina, dopo che loro si sono sentiti, chiamano o scrivono al Rettore. No, allora, intanto Linda Borean è un prodotto del nostro vivaio, chiamiamolo così, visto che si è laureata a Udine e in realtà è un'esperta, una specialista di storia dell'arte moderna, in particolare del Veneto, quindi abbiamo avuto Venezia ancora di più, che non è Veneto, eccetera, detto da un padovano ovviamente, lo dico con un po' di così. Poi sono venuto qua, pensavo di stare tranquillo, no, c'è il problema con Trieste, quindi si è sempre in provincia di qualche cosa o di qualcun altro. Linda
se scorrete il suo curriculum, che ha popolato molto bene anche sul nostro database, ha anche una potente esperienza all'estero in diverse sedi che continua a mantenere nonostante i carichi più recenti e la partecipazione anche a prestigiosi comitati scientifici. Quindi insomma, ricercatrice molto quotata, docente e da un paio d'anni ormai, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e Patrimonio Culturale, insomma una realtà molto importante per l'Ateneo e devo dire che la cura e la passione che ci mette, certo aiutata e coadiuvata da tutti i suoi valenti collaboratori, avete sentito, tutti questi premiati hanno una qualche carica, siamo una famiglia ma ognuno ha i suoi compiti e che porta avanti veramente con grande dedizione ma soprattutto con grandi risultati, e questo per un rettore, e mi permetto di estendere anche agli altri direttori, è un modo per gestire le cose che è molto più semplice e facile. Quindi congratulazioni, anche se arriviamo un pochino in ritardo come per tutti, e È il turno del Dipartimento di Area Medica, la parola al suo direttore, il professor Leonardo Alberto Secchi. Grazie Andrea. Allora, vedo qua schierati questi giovani. Iniziamo dalla professoressa Barbara Frossi. Barbara è un'allieva della scuola del professore Puccillo, lei è professoressa nel settore della patologia generale, fa attività di ricerca in ambito di base, si interessa prevalentemente di ambiti immunologici con particolare riferimento alle attività dei mastociti. È una figura con grosse esperienze maturate anche all'estero ed è una grossa acquisizione per il nostro Dipartimento. Naturalmente, come anche gli altri che presenterò, svolge attività didattiche molteplici dei nostri corsi di laurea. Daniele Veritti è professore associato nel settore dell'oftalmologia, è allievo anche lui di una scuola importante in ambito nazionale che è quella del professor Bandello e del professor Lanzetta. Daniele svolge le sue funzioni assistenziali presso la clinica oculistica del nostro ospedale. La sua ricerca è focalizzata prevalentemente sulle malattie della retina e sulle maculopatie degenerative. La professoressa Daniela Cesselli, anche lei è professoressa dal 2019 nel settore dell'anatomia patologica. Daniela è anche lei il prodotto di una scuola importante in ambito nazionale che è quella del professor Beltrame, la professoressa di Loreto. Svolge anche lei attività molteplici nei nostri corsi di laurea. La sua ricerca, che è una ricerca di alto livello sia nell'ambito di base che nell'ambito clinico applicato, è sui meccanismi dell'oncogenesi e sui meccanismi della rigenerazione tessutale. Professor Luca Quartuccio, professore associato al 2019 in reumatologia. Luca, anche lui, ha una storia accademica in una scuola importante, che è quella del professor Ferraccioli e il professor De Vita. Lui è diventato associato nel 2019. Luca fa ricerca nell'ambito delle connettiviti e delle malattie vasculitiche, prevalentemente la malattia di Sjögren. Attualmente Luca è il direttore della clinica reumatologica del nostro ospedale e della scuola di specializzazione in reumatologia. Naturalmente anche Luca è impegnato in tantissime attività didattiche nei nostri corsi di laurea e di specializzazione. Il professor Giorgio Soardo. Il professor Giorgio Soardo dal 2019 è professore associato in medicina interna. Il professor Giorgio Soardo è un mio collaboratore, quindi mi vengono le lacrime agli occhi a darne descrizione per il rapporto affettivo che ci lega a 30 anni. Giorgio adesso naturalmente ha un impegno di tipo didattico molteplice, anche lui in tanti corsi di laurea.
è il direttore della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza e urgenza. La sua ricerca si è sempre focalizzata sulle malattie del fegato, in particolare sulle malattie metaboliche del fegato e sull'epatocardoma. Maria Rosaria Valente, professoressa associata di neurologia dal 2009, attualmente responsabile della clinica neurologica nell'ospedale, responsabile delle lezioni neurologiche. Lei fa parte di una scuola, noto che è l'unica scuola che non ho citato è la mia, per il professor, e fa parte di una scuola importante, è morto, una scuola neurologica che fa capo al professor Gigli e alla loro scuola romana. Maria Rosaria, anche lei ha attività didattiche molteplici, oltre ai coordinamenti delle attività che ho già sottolineato. La sua ricerca è focalizzata prevalentemente sulle malattie vascolari e degenerative del sistema nervoso e sulla fisiopatologia del sonno. Bene, è la volta del mio dipartimento, del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, la parola al direttore vicario, professor Eugenio Comuzzi. Grazie. Chiamo Enrica Bolognesi, professoressa associata di Economia degli intermediari finanziari, coordinatrice e colonna fondamentale di ben 2 corsi di laurea in Banca e Finanza. Svolge attività di ricerca sui temi dell'asset management, dei fattori ESG, della comunicazione e degli impatti sulle scelte di investimento, docente di economia e gestione immobiliare. Congratulazioni. E chiudiamo con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, la parola al direttore vicario, professor Claudio Cressatti. Noi siamo un dipartimento giovane dell'Ateneo, non abbiamo in questa cerimonia pensionati, però abbiamo validissimi ingressi. La prima è Alessia Ottavia Cozzi, che nel 2019 è diventata ricercatore a tempo determinato di tipo B, ma la rivedremo nel pomeriggio per un altro upgrading. Istituzioni di diritto pubblico, laureata a Trieste, ma friulana, che di conseguenza ci ha consentito un piccolo ritorno dei cervelli. E le sue ricerche sono molto più ampie del diritto pubblico interno, in particolare si occupa di diritti umani, di corti internazionali ed è un'animatrice di molte iniziative che magari citerò nel pomeriggio, se resti. Grazie. Il professor Daniele Casciano, professore associato a partire dal 2019 in diritto dei trasporti. Anche lui è un bel esempio di collaborazione tra Udine e Trieste, perché si è diplomato allo Stellini e poi è passato all'Università di Bologna. Ha avuto importanti incarichi e esperienze di studio nel Regno Unito. La sua specialità è il diritto dei trasporti e in particolare del diritto marittimo. Naturalmente esercita anche un'importante attività professionale dove ha l'occasione di trasfondere la sua passione per la ricerca e le sue grandi doti didattiche, anche in lingua inglese. Giuseppe Mazzanti, imolese, laureato in storia del diritto
italiano, insegna storia del diritto medievale moderno, laureato a Bologna, naturalmente con una tesi su Irnerio. Da Bologna è venuto poi a Udine, prima come ricercatore e dal 2019 come professore associato. È uno dei pilastri del nostro Dipartimento, in particolare è il delegato per l'orientamento e il tutorato, il front office con i nostri studenti che lo apprezzano moltissimo e noi con loro. Infine Anna Zilli, professoressa associata di diritto del lavoro, anche lei è laureata a Trieste ma ritornata nelle nostre terre. È una fucina di iniziative sia in campo didattico, master, corsi di aggiornamento e di perfezionamento, sia in campo di ricerca facendo parte del laboratorio lavoro. Ha una intensissima attività anche con il mondo esterno e di conseguenza con la terza missione. Grazie. Grazie al professor Cressatti. Si chiude 2019. Apriamo il 2020 chiamando il personale andato in quiescenza e partiamo da Marco Edoardo Bello, che ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1994. L'ultima struttura di afferenza è stata la Direzione Servizi Operativi, cessato dal servizio il 1° dicembre 2020. Liliana Bernardis. Liliana Bernardis ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1982. L'ultima struttura di afferenza è stata l'area servizi per la ricerca, cessata dal servizio il 1° dicembre 2020. Carla Bressani. Carla Bressani ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1983. L'ultima struttura di afferenza sono stati i servizi integrati di prevenzione e protezione, cessata dal servizio il 1° febbraio 2020. Sandra Donato ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1984. L'ultima struttura di afferenza è stato il Dipartimento di Area Medica, data di cessazione 5 settembre 2020. Umberto Modotti. Umberto Modotti ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1984. L'ultima struttura di afferenza è stata il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, data di cessazione 16 dicembre 2020. Marina Munari ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1984. L'ultima struttura di afferenza è stata il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, data di cessazione 1° novembre 2020. Gianni Nadalutti. Gianni Nadalutti ha preso servizio nel 1987. L'ultima struttura di afferenza è stata la Direzione Risorse Umane e Affari Generali, cessato dal servizio il 1° gennaio 2020.
Massimo Pedretti. Massimo Pedretti ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1998. L'ultima struttura di afferenza sono stati i servizi integrati di prevenzione e protezione, cessato dal servizio il 1° novembre 2020. Germana Ancilla Toniutti ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1985. L'ultima struttura di afferenza è stato il Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società. La data di cessazione del servizio è il 1° gennaio 2020. Andrew Martin Wilkins. Andrew Martin Wilkins ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1993 come collaboratore linguistico. L'ultima struttura di afferenza è stata il Centro Linguistico Audiovisivi. È cessato dal servizio il 1° settembre 2020 e oggi consegniamo ai familiari una targa in sua memoria, in quanto il collega è mancato nel febbraio del 2021. Ora cedo la parola al direttore vicario del Politecnico, professor Francesco Trevisan, che chiamerà i colleghi andati in quiescenza. Sì, chiamo il professor Gaetano Russo, professore ordinario in tecnica delle costruzioni. È il turno del Diforà, la parola al direttore, professor Edi Piasentier. Bene, allora chiamo Ornella Boschelle, che ha preso servizio nel gennaio del 91 come ricercatrice universitaria in chimica bromatologica, per poi essere inquadrata nel 2001 nel settore di scienze e tecnologie alimentari. Qui ha svolto la sua attività didattica e di ricerca e ha cessato la sua attività accademica il 1° aprile del 2020. Antonella Comin ha preso servizio come ricercatrice universitaria nell'86 in fisiologia veterinaria e ha sviluppato lì la sua attività scientifica nei settori appunto della fisiologia della riproduzione ed endocrinologia. Assieme abbiamo percorso un lungo tratto della nostra attività accademica che lei ha cessato il 1° aprile del 2020. Gianfranco Perger ha preso servizio come assistente universitario di meccanica agraria da noi nell'82, già nell'81 comunque era qui che lavorava. E nel nostro Ateneo ha percorso le tappe della sua carriera di professore, prima associato, poi ordinario nel 2007, sempre in meccanica agraria, materia che ha insegnato e sulla quale ha anche fatto un'intensa attività di ricerca. È stato direttore di dipartimento e ha terminato la sua attività accademica il 1° novembre del 2020. Ecco, quello che mi piace ricordare di lui è che fin dagli anni 90 si è dedicato a tematiche di ricerca volte a sviluppare un'agricoltura ambientalmente sostenibile. Oggi ne parliamo tutti, lui lo ha fatto molti anni fa, e mettendo a punto un sistema di calibrazione degli spruzzatori per controllare e migliorare il deposito fogliare di fitofarmaci e quindi minimizzare anche le perdite fuori bersaglio. Grazie. È la volta del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche. La parola al nostro decano, professor Franco Parlamento.
Allora chiamo la professoressa Leopoldina Fortunati. Leopoldina ha conseguito la laurea in lingue e letterature straniere moderne presso l'Università di Padova, ha poi svolto una ben nota e intensa attività pubblicistica di impegno sociale e civile. Si è specializzata nella sociologia dei processi culturali e comunicativi e come tale ha preso servizio nel 2002 presso l'Ateneo di Udine, svolgendo un'intensa e apprezzata attività. Cito solo la chiamata per invito a far parte dell'Accademia Europea di Londra. Cessa dal servizio nel 2020, direi formalmente cessa dal servizio, diviene infatti professore, un titolo onorifico che onora nel migliore dei modi. Voglio ringraziarla per quello che continua a fare per il Dipartimento e l'Ateneo, dirigendo il NUME, il laboratorio sui nuovi media, e tenendo il corso di Social Robotics nella sede di Pordenone. Grazie davvero e tanti auguri di proseguimento della tua attività. Passiamo al Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. La parola alla direttrice, professoressa Linda Borean. Sì, invito Giuseppina Perusini, che è stata professoressa, prima ricercatrice e poi professoressa associata in museologia, critica d'arte e storia del restauro. Giuseppina nasce come restauratrice, ma poi diventa studiosa di tecniche artistiche e appunto di storia del restauro, e ha messo in piedi, ha creato un laboratorio molto importante, prima nella facoltà di lettere e poi nel nostro dipartimento di appunto manufatti, di storia dei manufatti, storia delle tecniche artistiche. Ma Giuseppina Perusini, come dire, ha una vocazione per la ricerca e per la didattica non comuni. Insieme, posso dirlo, siamo state compagne sodali di tante battaglie per esempio per la nostra scuola di specializzazione in storia dell'arte, di cui Giuseppina è stata anche direttrice, e è stata sempre una docente, una collega propositiva, piena di idee, piena di energie, e continua ancora a collaborare con noi, e questo è davvero un elemento importante, perché appunto collabora ancora con la scuola di specializzazione, e per cui nulla, complimenti, grazie a te. Grazie. E chiamo il professor Augusto Guida, che è stato dal 2005 professore ordinario di letteratura greca, prima presso la facoltà di lettere e filosofia e poi presso il nostro dipartimento, il DIUM. Augusto Guida non ha bisogno di presentazioni perché è un grecista di fama internazionale. Se posso, un ricordo personale, Augusto, mi sposto un attimo, il tuo rigore durante i consigli prima di facoltà e poi di dipartimento, con interventi sempre molto mirati e, come dire, rivolti a non farci mai perdere l'obiettivo principale del nostro mestiere, e cioè la qualità della ricerca e la dedizione agli studenti. Quindi grazie per tutto quello che hai fatto. E adesso è la volta del Dipartimento di Area Medica. La parola al direttore, professor Secchi. Bene, mi compiaccio di chiamare la professoressa Irene Mavelli. Irene Mavelli è una professoressa ordinaria di biochimica che è andata in congedo nel 2020. Irene è stata la propaggine di una scuola biochimica romana a Udine, dove ha svolto la maggior parte della sua attività e dove
in concerto con i colleghi ha creato una schiera di allievi che sono quelli che adesso portano avanti la materia all'interno dei nostri corsi di laurea, della nostra facoltà. Elencare le sue attività all'interno delle sue attività accademiche insomma richiederebbe molto tempo. Mi permetto di dire che per molti di noi di qualche anno più giovani è stata una specie di mamma saggia. Ecco, penso che questo tipo di complimento ti faccia più piacere di qualsiasi altra cosa, per cui te lo meriti e ti ringrazio. Irene ha sempre fatto, non l'ho sottolineato, ricerca in ambito della bioenergetica, focalizzandola prevalentemente sull'attività mitocondriale, ma quello che è stato un esempio di serietà e di rigore per tutti quelli più giovani. Grazie Irene. Giuliana Stell, la dottoressa Giuliana Stell, ricercatrice in patologia clinica. La dottoressa Stell è stata uno degli assi su cui sono costruiti i laboratori prima del nostro policlinico con la direzione del professor Gonano e successivamente la costituzione dei nuovi laboratori nella nuova azienda con il professor Curcio. Giuliana si è sempre dedicata allo studio dei biomarcatori in diversi tipi di patologie. Grazie al professor Secchi e adesso è la volta del personale tecnico-amministrativo che ha preso servizio nel 2020. Chiamo subito Michela Bosco. Michela Bosco ha preso servizio il 1 agosto 2020 presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Petra Delotto, che ha preso servizio il 1 agosto 2020 presso il Dipartimento di Area Medica. Alessandra Deste. Alessandra Deste ha preso servizio il 1 agosto 2020 presso la Direzione Risorse Umane e Affari Generali. Andrea Floreani. Andrea Floreani ha preso servizio il 1 agosto 2020 presso il Politecnico di Ingegneria e Architettura. Silvia Guerra. Silvia Guerra ha preso servizio il 1 agosto 2020 presso l'area Pianificazione e Controllo Direzionale. Claudia Gussetti, che ha preso servizio il 1 agosto 2020 presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. E adesso passiamo agli upgrade e chiamo una persona, forse c'è un errore, io non la conosco, Manuela Croatto, che ha preso servizio con la qualifica di dirigente, che guida la nostra direzione didattica e servizi agli studenti. Bene, ora cedo nuovamente la parola al direttore vicario del Politecnico, il professor Francesco Trevisan, per i nuovi assunti tra il personale docente. Prego. Allora chiamo Alex Lanzutti, che ha preso servizio come ricercatore a tempo determinato, lettera B, metallurgia.
nel 2020. Poi Enrico Salvati, anche lui ricercatore a tempo determinato, lettera B, progettazione meccanica e costruzione di macchine nel 2020. È la volta del Di Forà. Sì, e Professor di... Piasentier, la parola, prego. La volta appunto di Tania Peric, prego. Tania, che ha preso servizio come ricercatore lettera B in fisiologia veterinaria il 20 maggio del 2020 e si occupa appunto di fisiologia della riproduzione e endocrinologia animale, dedicando particolare attenzione alla messa a punto dei metodi per la determinazione del contenuto di cortisolo e dell'idroandostenone solfato nella matrice tricologica e alla valutazione dei fattori che modificano il loro equilibrio, in particolare le condizioni di stress degli animali. Ecco, mi piace anche ricordare che è una grande animatrice della comunità slovena di Trieste, comunque della nostra regione. Scorrendo il suo curriculum ho avuto modo di vedere quante interviste appunto ha dato la televisione e la radio slovena sulle tematiche che riguardano appunto anche la gestione degli animali e dell'agricoltura in genere. E chiudiamo con il Dipartimento di Area Medica, il professor Leonardo Alberto Secchi, direttore, chiama i neoassunti. Bene, grazie di nuovo Andrea. Allora chiamo la professoressa Teresa Gagliano. Teresa è una ricercatrice di base nel settore della biologia generale. Lei ha il suo ambito di ricerca sui meccanismi generali dell'oncogenesi e si è unita al nostro gruppo di biologia generale da alcuni anni, dove svolge la sua attività. Francesca Patriarca, che invece è un'indigena, è una professoressa associata al 2020, professoressa associata di ematologia. Lei fa parte della scuola importante nazionale del professor Baccarani e del professor Fanin, è un riferimento a livello nazionale e internazionale per le malattie neoplastiche del sangue, in particolare del mieloma multiplo, e svolge la sua attività clinica nella nostra clinica ematologica e come tutti ha carichi didattici spalmati su tutti i nostri corsi di laurea. Professore Carlo Tascini, lui è professore associato di malattie infettive, naturalmente assurdo alle cronache negli ultimi anni in relazione alla pandemia Covid. Carlo è arrivato qua da Napoli, ma lui è di origine umbra, è stato uno degli elementi dei supporter fondamentali durante la pandemia, insomma, nella nostra regione. Lui attualmente è direttore sia della clinica di malattie infettive che della scuola di specializzazione di malattie infettive. Carlo si è sempre occupato di antibioticoterapia in vari contesti e questo è il suo ambito di ricerca e lo saluto e lo ringrazio. Ecco, la cerimonia volge al termine, ma ci sono ancora momenti di qualche interesse prima di lasciare l'aula. La dottoressa De Marchi mi ha pregato di ricordarvi al termine della cerimonia di lasciare la toga. Guarderò, non scappate con la toga perché serve per il turno pomeridiano. Ecco. Teniamo i conti sotto controllo. Quindi chiude la cerimonia il magnifico rettore. Beh, innanzitutto ci prepariamo al lancio del tocco, anche se qualcuno mi ha detto un po' anglosassone come cosa, ma insomma noi siamo mentalità aperta. Io volevo ringraziare tutti, mi spiace, mi scuso perché spesso ho rivolto le spalle a questa parte della platea, ma in realtà mi sono accorto che con quasi tutti, insomma, in qualche interazione, non solo da rettore, ma da Mo, perché anch'io sono qua da un po' e non ho ancora ricevuto nessun sigillo, aspettiamo quello della pensione. E
ho avuto qualcosa a che fare, un momento, qualche battuta, che anche questo entra nell'albo dei ricordi. Cioè, per dire, insomma, Franz Perger era direttore dell'istituto quando io ho preso servizio. E poi allora ti accorgi effettivamente di aver passato una vita, e questa, quando si dice la mia seconda famiglia, non è una cosa proprio, come dire, campata in aria. Ecco. Io credo che questo non debba però servire solo a diciamo, quelli più maturi, ma anche ai più giovani di noi, che insomma questo tipo di rapporto, di dialogo e anche di cerimonie, se volete, credo che sia una bella cosa da mantenere viva. E quindi grazie a tutti per aver partecipato, grazie ai direttori anche per le bellissime parole che hanno trovato anche per molti di noi, per tutti i premiati di oggi, di stamattina, oggi ripeteremo. E quindi prima di rinfrescarci e toglierci il cilicio, ne approfitto per chiedere l'acquisto di una toga estiva. Divento ancora più magro, ci troveremo, ci mettiamo, adesso io non so come funzioni, dovremo andare qui e fare questo momento, diciamo, del lancio del tocco. Ovviamente il tocco è lasciato a coloro che sono, diciamo, chiamiamoli in servizio, però con la partecipazione, con un applauso e un incoraggiamento, è bene che venga un po' da tutti coloro che oggi hanno voluto essere parte di questa comunità accademica e lo saranno anche in futuro. Bene.